Molto spesso gli edifici di culto sono dei beni culturali, come molto spesso sottolinea anche il mio collega Torrenti. E quindi anche sotto questo aspetto evidentemente assumono un altro ruolo. Per questo mi trova totalmente in disaccordo l'emendamento dei 5 Stelle, che non riconoscono un valore culturale al patrimonio ecclesiastico, indipendentemente dalle convinzioni che ciascuno di noi ha. Io credo che questo sia assolutamente, come dire, incontrovertibile. Se la nostra regione, ma tutto il nostro Stato, è meta di turismo, è perché gran parte di questo turismo attiene a beni che hanno questa caratteristica. Siccome l'intervento dell'assessore esprime chiaramente il fatto che, secondo l'assessore, noi non riconosciamo, siamo, non lo so, a questo punto cavernicoli, che non riconoscono la valenza artistica e culturale degli edifici di culto ecclesiastici, io vorrei che l'assessore mi spiegasse quale valenza artistica o culturale possono avere gli uffici e le abitazioni e le relative pertinenze dei ministri di culto.